la sua mancanza è stata proprio un fulmine a ciel sereno in questa giornata e ci mancherà tantissimo. Il ricordo degli amici straziati dalla notizia della scomparsa di Pietro De Bernardini, il 25enne di Isola Vicentina travolto dalla valanga in Norvegia insieme agli altri escursionisti vicentini. Lui è la seconda vittima dell'incidente. Mancherà la sua esuberanza, lui che viene definito solare e giramondo. Studiava e lavorava in Olanda, dove stava per prendere una seconda laurea dopo essersi laureato in ingegneria a Milano. Era in Norvegia in vacanza, qui ad Isola tutti lo ricordano per le prodezze al Palio delle Contrade di luglio, abile nei giochi di velocità. Nel 2018 la Contrada Santa Maria aveva vinto grazie alle sue abilità. Pietro era un ragazzo solare, esuberante, e aveva sempre voglia di fare festa, al Palio si divertiva come un matto ed era... ci mancherà sicuramente a questo Palio, ecco. Per Santa Maria è stato fondamentale. Nel 2018 Santa Maria ha vinto il Palio grazie anche a lui che era molto furbo e agile. E proprio per il Palio si pensa ad un premio ad hoc da dedicare alla sua memoria. Avevamo già pensato a qualcosa, una targa, ad esempio il più giovane, oppure a un ragazzo che si distingue appunto per le sue abilità magari durante il Palio.